Ben ritrovati dallo Salva Baldino in studio per questa nuova edizione del nostro TG. In apertura, come di consueto, il bollettino della Regione Calabria, i dati sul coronavirus. Oggi c'è un più 32, quindi sono 32 i nuovi casi in Calabria. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 4.177 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 351 più 32 rispetto a ieri, quelle negative sono 3.826. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 13 in reparto, 12 in rianimazione, 40 in isolamento domiciliare, Cosenza 39 in reparto, 3 in rianimazione, 50 in isolamento domiciliare, 5 deceduti. Reggio Calabria 22 in reparto, 5 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare, 7 guariti, 5 deceduti. Vibo Valentia 2 in reparto, 2 in rianimazione, 16 in isolamento domiciliare, Crotone 17 in reparto, 1 in rianimazione, 45 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.678, così distribuiti: Cosenza 1.766, Crotone 832, Catanzaro 794, Vibo Valentia 642, Reggio Calabria 3.644. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 11.618. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. E Open Calabria analizza i flussi del contagio. Il professor Francesco Aiello dell'Unical dice che le misure di contenimento stanno funzionando. Il picco nella nostra regione fa sapere probabilmente i primi di aprile. Vediamo. I flussi del contagio nella nostra regione analizzati da Open Calabria su dati della Protezione Civile sono, secondo il professor Francesco Aiello, la chiave di lettura per comprendere l'evolversi della diffusione del virus. La crescita che stiamo osservando ieri, l'altro ieri, cioè il più 27 di ieri e più 10 contagiati dell'altro giorno rispetto ai giorni precedenti, quindi una crescita in valore assoluto contenuta, se vogliamo, però in linea anche con la tendenza che stiamo osservando sulla distribuzione dei contagi, in cui da qualche giorno, in particolare da circa una settimana, la curva del contagio sta crescendo, ma a tassi diciamo via via sempre più minori, e quindi questo ci fa pensare che diciamo la tendenza è quella di un attenuamento nel corso del tempo, nel corso della prima settimana di aprile, della diffusione del contagio in Calabria. Le misure di contenimento adottate dal governo, i divieti e l'isolamento osservato dai calabresi non sono inutili, anzi, dice Aiello, la strada è giusta. Dobbiamo continuare ad essere isolati perché sia il comportamento degli individui sia un po' l'atteggiamento delle autorità sono in linea e sono letti nella giusta direzione dalle stime che stiamo realizzando, per cui i modelli sembrano essere replicabili da oggi a domani e dopodomani. Questa è una buona cosa, perché vuol dire che quello che stiamo facendo dal punto di vista statistico ha una sua robustezza metodologica ed è in grado di capire bene che cosa sta verificando sulla diffusione del contagio del coronavirus in Calabria. Ma quando, secondo gli analisti, è previsto il picco in Calabria? Intorno al 7-8 di aprile noi dovremmo raggiungere il picco massimo di questa distribuzione, il che significa che abbiamo sia un punto di arrivo più o meno probabile, verosimile, speriamo che sia così, e se la tendenza che seguirà la curva della distribuzione del contagio è quella che stiamo osservando in questi giorni, ovviamente bisogna tutto prendere con molta cautela essendo delle previsioni, e il numero dei contagiati è anche rilevante. Noi lo stiamo stimando intorno alle 400-430 unità, quindi stiamo crescendo ma sicuramente a tassi via via minori, e questo è una grande, diciamo, un grande risultato che è l'esito delle buone prassi di questi giorni da parte dei calabresi, che ovviamente hanno percepito il rischio del problema di cui stiamo parlando
e hanno accettato di buon grado le politiche di isolamento che ci sono state suggerite dalle istituzioni. Ci spostiamo a Bocchigliero, siamo nella Sila Cosentina da ieri, è zona rossa. Negli ultimi giorni si sono registrati numerosi contagi, il focolaio sarebbe partito da una casa di riposo. Vediamo. Alfonso Benevento, sindaco di Bocchigliero, fa il punto della situazione nel comune chiuso dall'ordinanza emanata dal presidente della regione Calabria, Iole Santelli, dopo la scoperta di una serie di contagi da Covid-19 che interessano in particolare una casa di riposo. Il primo cittadino però chiede alle istituzioni di non abbandonare il piccolo borgo al proprio destino e di effettuare uno screening completo sulla popolazione. Stamattina sono arrivati gli ultimi esiti dei tamponi fatti ai dipendenti della struttura e al solo tre diciamo, anziani ospiti sempre della stessa struttura. Purtroppo 3 dipendenti più i 3 ospiti della struttura sono risultati positivi. Quindi alla data odierna abbiamo 9 casi di positività al Covid-19. Chiaramente questo pone il Paese in una condizione di vera emergenza. Ieri la Presidente della Giunta regionale, l'onorevole Santelli, ha disposto l'isolamento del nostro piccolo borgo. È chiaro che la popolazione vive un momento di sgomento perché giorno dopo giorno purtroppo si assiste ad un elevato numero di casi. Le persone, tutto sommato, per quello che è stato ormai l'interfaccia quotidiana che abbiamo con l'ASP e con la direzione sanitaria della struttura, diciamo che tutto sommato sia i dipendenti, sia i pazienti, sia gli ospiti sono in buone condizioni. Chiaramente adesso si sono attivate tutte le procedure del caso per cercare di bloccare questa espansione. Innanzitutto sono in corso, ho sentito il dottore Rizzo dell'ASPA, i tamponi per quanto riguarda gli altri ospiti della struttura, in modo tale da circoscrivere e capire bene qual è l'estensione che speriamo sia la minore possibile. Poi ci siamo attivati insieme alla Giunta a fare un'istanza alla Regione Calabria, alla Protezione Civile, all'ASP, cioè a tutti quegli organismi superiori, compresa chiaramente anche la Prefettura, affinché è vero che il Paese è isolato, ma oggi viviamo una situazione emergenziale, quindi le istituzioni devono far fronte a questa emergenza e supportare in toto la popolazione nei bisogni necessari. Quindi c'è la necessità di non abbandonare il Paese così alla mercé di tutti. Chiaramente abbiamo chiesto ufficialmente assistenza per quelle che sono le prime necessità e a questo abbiamo legato anche l'obbligo da parte degli enti superiori di venire a fare i tamponi a tutta la cittadinanza. Altra zona rossa, restiamo nel Cosentino e Rogliano, qui quasi l'intera giunta comunale è risultata positiva al Covid-19, nella cittadina del Savuto sono garantiti i servizi essenziali. Vediamo. Francesco Altomare, assessore di Rogliano, è uno dei componenti della giunta risultato positivo al tampone, non accusando sintomi particolarmente importanti, sta trascorrendo il periodo di isolamento nella propria abitazione. Da lì ci descrive la situazione che si vive nel comune del Savuto. Salve a tutti, sono Francesco Altomare e sono l'assessore del comune di Rogliano. Anch'io sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna non ho avuto molti sintomi e sono in accordo con le autorità competenti rimasto in sorveglianza sanitaria a casa presso il mio domicilio. Invece all'interno del comune di Rogliano posso al momento dire che sono 8 risultati positivi al tampone del Covid-19 e un soggetto che, purché risultato negativo a 2 tamponi, è ricoverato presso il reparto di malattie infettive ed è curato come un Covid-19. Tra quelli ricoverati al reparto di malattie infettive, che in questo momento sono 6, noi abbiamo anche il nostro sindaco Giovanni Altomare, il vice sindaco e un consigliere del comune. Le loro condizioni sono stabili e si stanno piano piano riprendendo.
Poi io e un altro assessore del comune Pirogliano siamo in sorveglianza attiva presso i nostri domicili e un altro soggetto è anch'esso in sorveglianza attiva presso la propria abitazione. In queste ore il personale dell'ASP sta effettuando i tamponi a tappeto sui contatti stretti che abbiamo avuto e appena noi riceveremo delle informazioni ovviamente li comunicheremo alla nostra cittadinanza. Io sono convinto che andrà tutto bene e noi ce la metteremo tutta per compiere quelli che sono gli atti per far star tranquilla la nostra popolazione. Resteranno in quarantena in Calabria in 90 persone arrivate a Villa San Giovanni nei giorni scorsi con le proprie auto. La situazione agli imbarcaderi è stata sbloccata ieri, ve ne abbiamo parlato all'interno dei nostri TG. Sarà una struttura di Reggio ad ospitare automobilisti e famiglie. Vediamo. Mentre il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si è visto accogliere dal suo omologo di Messina Cateno De Luca l'invito a sbloccare il porto della città peloritana e far passare i tanti viaggiatori che volevano raggiungere la Sicilia, nella notte hanno attraversato il mare 150 persone, sulla sponda calabrese dello stretto si è posto il problema di circa 90 persone che erano giunte in auto fino a Villa San Giovanni ed erano rimaste bloccate agli imbarcaderi perché non in regola con i contenuti dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A bloccarle anche un'ordinanza restrittiva della Regione Sicilia. Le persone bloccate hanno inizialmente manifestato disappunto, attivando anche una forma di protesta, optando poi però per un comportamento collaborativo. Adesso si attende di trovare per loro una sistemazione adeguata a Reggio Calabria o nella provincia per metterle in quarantena. Soddisfazione del sindaco Regino Falcomatà, sbloccata, ha detto, una situazione che ha messo in discussione la dignità di ogni essere umano. I cittadini di Reggio Calabria stanno facendo enormi sacrifici per rispettare i decreti e le limitazioni alla libertà personale in questa fase di emergenza da coronavirus e i dati iniziano a darci ragione, se è vero come è vero che il numero dei contagi nella città di Reggio Calabria diminuisce giorno dopo giorno. Tuttavia questi sacrifici non possono essere vanificati dall'irresponsabilità e dall'incompetenza degli altri. Quello che è successo a Villa San Giovanni è davvero surreale, è davvero una pagina nera di politica, è davvero una pagina nera per le istituzioni del nostro Paese. Anche oggi è importante rilanciare l'appello a chi di dovere ad aumentare il numero di tamponi al numero più alto di persone possibili, a partire proprio dalle persone più esposte, che sono gli agenti di polizia, che sono i dipendenti dei supermercati, che sono i corrieri, che sono gli autotrasportatori, ovviamente medici, infermieri, che sono le persone che lavorano nel comparto della raccolta dei rifiuti. Solo così avremo dei dati certi, reali e il più possibili veritieri rispetto a quella che è la situazione contagi nella nostra città. Va fatto qui, va fatto adesso. Sul Tirreno cosentino adesso per l'appello del sindaco di Belvedere che chiede ai cittadini di restare a casa. Vediamo. Serve uno screening per prevenire e fronteggiare l'emergenza. L'appello è del sindaco di Belvedere che plaude le iniziative poste in essere dal governo regionale, ma la comunità dice evitiamo di ammalarci. Io vedo con grande sforzo, vedo che la regione sta lavorando in maniera egregia, ma purtroppo, visto la situazione delicata del momento, so che anche le strutture in essere non sono capaci di recepire il grosso numero e quindi ritengo che l'attività messa in essere dalla regione per prevenire e per aiutare i nostri cittadini in realtà è messa a dura prova. In tal senso io ho ritenuto utile un mio intervento per far sì che la mia popolazione nello stretto nucleo del paese possa essere aiutata a riconoscere la loro posizione
relativa alla malattia in essere, in modo da agevolare il compito delle autorità sanitarie che vedrebbero uno screening sul territorio che potrebbe andare incontro alle loro necessità. Quindi è solo nella tutela dei miei concittadini che io ritengo di dover attivare questi meccanismi di screening che assolutamente non vogliono essere pari o superiori a quelli messi in essere dalle autorità sanitarie regionali, ma solo al loro sussidio, in modo da presentare una casistica ampia, ma certamente poi in attesa che questa possa essere valutata dalle autorità competenti. E ancora per i sindaci, i primi cittadini in trincea per garantire la salute pubblica, andiamo a Montalto Fugo, un centro popoloso del Cosentino, tra l'altro a Montalto è sede di diversi call center. Vediamo. Buongiorno Sindaco, ecco, volevamo subito sapere com'è la situazione, come sta reagendo la popolazione di Montalto, che è un grosso centro urbano dell'Interland cosentino. Io sono sulla strada con i vigili urbani, con le forze di polizia, carabinieri forestali, praticamente tutti i giorni, facciamo dei posti di blocco, eccetera. Devo dire la verità che la gente di Montalto sta reagendo abbastanza bene. Non abbiamo grosse problematiche, qualcuno, i soliti irriducibili, no? Ci sono. Adesso speriamo che con queste multe che ha introdotto il governo, chissà che toccando dalla tasca non decidano di stare a casa. Ecco, lei quindi è d'accordo, insomma, su stringere un po' di più? Secondo me bisognava chiudere tutto, tenere soltanto generi alimentari e farmacie aperte, perché abbiamo delle difficoltà. Noi ieri per esempio abbiamo controllato in 3 ore a Settimo di Montalto più di 300 auto tra entrata e uscita, però buona parte erano gente che si spostava giustificata, con autocertificazione supportate da documenti che giustificavano la possibilità di poter entrare e uscire dal territorio. Perché? Perché ci sono troppe attività, troppe categorie di attività che sono aperte, e quindi è chiaro che praticamente così facendo la gente ha la possibilità di uscire. Ecco Sindaco, voi avete nel vostro territorio anche dei call center, lei insomma si era mosso in questo senso, qual è la situazione attualmente? Io sono andato a fare un sopralluogo con vigili urbani e con i carabinieri sul posto al call center, avevo trovato una serie di criticità che secondo me rendevano sostanzialmente impossibile lavorare e rispettare le prescrizioni del governo, per cui ho adottato un'ordinanza di sospensione dell'attività con delle prescrizioni. Queste prescrizioni sono state adoperate e mi è stato fatto una relazione da parte del comandante della Polizia Municipale, e poi ho ottenuto anche le certificazioni dei prodotti utilizzati per la sanificazione, e proprio ieri ho emanato la revoca di quell'ordinanza, ma ho consigliato perché non potevo fare un'ordinanza apposita, ho consigliato l'adozione di tutta una serie di precauzioni, tipo per esempio il fatto che le postazioni, su ogni postazione si alternano più persone, quindi ho imposto la sanificazione di ogni postazione alla fine di ogni turno di lavoro, così come altre prescrizioni che ho dettato. E c'è una buona notizia, l'unità operativa di malattie infettive tropicali del Policlinico Mater Domini e la cattedra di malattie infettive dell'Università Magna Grecia hanno steso un protocollo per il trattamento al domicilio di pazienti sintomatici con l'infezione del nuovo coronavirus. Lo rende noto la Regione Calabria. La novità di questo trattamento e di questo protocollo è proprio nel curare a domicilio dei pazienti positivi al coronavirus e sintomatici, con lo scopo di arrestare la malattia nella sua fase iniziale, evitare il suo aggravamento e prevenire così il collasso delle strutture pubbliche. Adesso le nuove regole per accedere ai servizi postali, in particolare da domani cambia il pagamento delle pensioni. Vediamo.
Mancano 48 ore all'inizio delle operazioni di accredito delle pensioni da parte di Poste Italiane, che ha deciso di anticipare al 26 marzo la possibilità di presentarsi allo sportello per il ritiro, fissando però un calendario alfabetico in modo da diluire la presenza di persone negli uffici. Il direttore della filiale di Reggio Calabria, Francesco De Marco, ci spiega nel dettaglio come avverrà la ripartizione. Poste Italiane, anche in questa situazione di emergenza, garantisce il pagamento delle pensioni a tutti i suoi clienti, possessori di conto corrente postale, titolari di libretto o di PostePay Evolution. Queste persone, questi clienti, avranno le somme già disponibili sui loro rapporti di regolamento già dal 26 di marzo. Questo chiaramente si riferisce alle pensioni di aprile. Poste Italiane sarà operativa in tutti i comuni al di sotto di 5.000 abitanti con almeno un ufficio postale e ovviamente sarà presente in tutti gli altri comuni, garantendo a tutti il pagamento della pensione. Chiaramente i titolari di conto corrente, di libretto, di PostePay Evolution con l'accredito non hanno nessuna necessità di recarsi in ufficio postale, perché possono tranquillamente operare sulle nostre piattaforme online dal sito www.poste.it oppure prelevare direttamente dai circa 7.000 ATM che abbiamo sul territorio. Questo per evitare di accalcarsi presso i nostri uffici postali. Chi invece per necessità deve ritirare obbligatoriamente la pensione presso l'ufficio postale lo dovrà fare rispettando rigorosamente, ripeto rigorosamente, un calendario basato sulla iniziale del cognome. Gli uffici che saranno aperti tutti i giorni avranno un calendario, gli uffici aperti a giorni alterni avranno un altro calendario. Anche il calendario sarà costantemente disponibile sia sul sito già citato www.poste.it, sia chiamando al numero verde 800 00 33 22, dove si potranno trovare tutte le informazioni. Vorrei chiaramente lanciare un appello ai cittadini, ai clienti. In questa fase è davvero importante che ci si rechi in ufficio postale solo ed esclusivamente per operazioni indifferibili e non rinviabili. Adesso parliamo di imprese perché c'è apprensione per l'economia calabrese. La Confapi chiede al governo di snellire la burocrazia e consentire un rapido accesso ai benefici previsti dai decreti ministeriali. Vediamo. C'è preoccupazione in queste ore per la già debole economia calabrese, aziende in sofferenza e lavoratori a rischio nonostante il decreto Cura Italia messo in campo dal governo e annunciato dal premier Conte. Il nemico da battere è la burocrazia per accedere velocemente ai benefici previsti. Confapi Calabria chiede regole chiare e rapide. Ecco le proposte. L'anticipazione da parte delle banche dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari anche in deroga a favore di tutti i lavoratori, come è stato già fatto in passato in accordo con l'UBI, l'Unione Bancaria. In questo modo i nostri collaboratori sarebbero pagati ogni fine mese e non dovrebbero attendere i tempi decisamente più lunghi della burocrazia di regioni ed INPS. Seconda proposta, ogni banca metta a disposizione 1/12 del fatturato del bilancio dell'anno precedente di tutte le imprese, più il costo del lavoro denunciato nel mese di febbraio all'INPS. Questa azione garantirebbe a tutte le imprese quella liquidità che permetterà non solo di affrontare l'oggi, ma soprattutto di pianificare il domani. Il nostro sistema del credito deve quindi giocare un ruolo di responsabilità molto importante, ancora di più di quanto ha fatto nel passato. Per poter dire ce la faremo, bisogna anche costruire le condizioni per farcela davvero, altrimenti saranno parole vuote. E ci sono altri imprenditori di settori particolari come l'agricoltura e l'allevamento che lanciano un appello alle istituzioni. Vediamo. Noi non ci fermiamo, mangia italiano. Noi non ci fermiamo, mangia italiano. Noi non ci fermiamo, mangia italiano. Noi non ci fermiamo, mangiate italiano. L'agricoltura al tempo del coronavirus non si ferma, anzi rilancia. Sentite l'appello degli agricoltori calabresi. Noi dobbiamo mangiare prodotti italiani. Noi tutti insieme dobbiamo seguire il consiglio del nonno Serafino. Dobbiamo consumare prodotti italiani.
dovete aiutare le aziende italiane, perché noi, nonostante ci sia questa emergenza sanitaria, non possiamo stare a casa. Quindi diciamolo tutti insieme. L'agricoltura non si ferma, ma voi restate a casa. Il latte, bene primario, anche gli allevatori vogliono chiedere un sacrificio a tutti, consumare il latte fresco e aiutare chi, nonostante l'emergenza in atto, lavora per garantire i beni primari. Le vacche non hanno il rubinetto, non possiamo chiudere il rubinetto, diciamo oggi ci fermiamo e riprendiamo nella mungitura quando è finito questa emergenza. Purtroppo no, dobbiamo continuare. Oggi è un cane che si sta mordendo la coda, alimentiamo, diamo da mangiare, mangiamo il latte per, ahimè, purtroppo buttarlo. A noi ci serve un intervento corposo, serve un intervento dallo Stato, un intervento che ci può aiutare a superare questi mesi. Purtroppo in zootecnia con le vacche da latte non è oggi per domani, purtroppo è oggi per una serie di mesi che ci porteremo avanti con questo problema. Speriamo di uscirne presto, di uscirne al meglio e speriamo di avere un aiuto dallo Stato congruo, concreto per poter andare avanti. Ora la cronaca è tornata a casa dopo un anno di sofferenze. La donna che l'ex marito ha tentato di bruciare dandole fuoco, accaduto a Reggio. L'uomo era evaso dal carcere e l'aveva raggiunta per portare a termine il suo terribile piano, che era quello evidentemente di ucciderla. Vediamo. Ci è voluto un anno per riprendersi la propria vita, per quanto non sarà mai quella di prima. Non lo sarà per le ferite che porta sul corpo, ma soprattutto per quelle che le hanno inferto nell'animo. È tornata a Reggio Calabria Maria Antonietta Rositani, la donna che l'ex marito Ciro Russo, l'11 marzo dello scorso anno, aveva trattato di uccidere gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. La donna, che aveva riportato gravi ustioni, rimanendo per lungo tempo in pericolo di vita, era stata trasferita nel centro grandi ustioni di Brindisi, dove è stata curata fino ad oggi. L'ex marito, che si trovava agli arresti domiciliari ad Ercolano, era evaso per arrivare fino in Calabria. Maria Antonietta è tornata nella sua città, afferma Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità della Calabria, e non poteva esserci notizia più bella in questo momento di isolamento, sbandamento e paura a causa dell'emergenza coronavirus. È passato un anno da quel gesto di violenza e lei ha trovato nel coraggio di cui a volte sono capaci solo le donne e nell'amore smisurato per i suoi figli la vera ragione di vivere, di superare una prova durissima. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo. Vi lasciamo con questa bella copertina curata dai bambini della scuola di Via Negroni, poi il meteo. Arrivederci. Tempo in netto peggioramento per l'arrivo di umide correnti meridionali collegate ad un centro di bassa pressione in risalita dal Nord Africa. Nelle prossime ore, pertanto, c'è da attendersi diffuso maltempo con piogge localmente forti e nevicate in prima fase fino a basse quote. Domani precipitazioni diffuse, anche di forte intensità sulle zone ioniche, nevicate sui monti oltre 1400-1500 metri. Temperature in aumento. Passiamo a mari e venti. Domani agitato, a tratti molto agitato lo Ionio, molto mosso il Tirreno, venti moderati o forti inizialmente dai quadranti orientali che tenderanno a ruotare nel corso della giornata da ponente. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.